Il valore del libro cartaceo è ancora notevolissimo e questo è il motivo per cui insomma, ancora crediamo a questo lavoro insomma, che facciamo da tanti anni. Il valore è legato al fatto che il rapporto che le persone hanno con la carta, con l'oggetto che si possono portare ovunque, è fortissimo, lo vediamo appunto dai nostri clienti che ce lo dicono espressamente. Insomma, ovvio che la concorrenza è notevolissima sia dal mondo digitale e anche dalla vendita che si fa in rete, però fortunatamente insomma, vediamo anche dal fatto che tutti i personaggi famosi alla fine si rifugiano nel libro spesso, insomma, nel senso che per quanto abbiano una popolarità immensa sanno che il libro è un ulteriore veicolo anche commerciale e economico, insomma, per cui se uno guarda la TV quotidianamente, personaggi di fama televisiva, politica e quant'altro tendono sempre a pubblicare qualcosa perché un romanzo, un saggio o quant'altro, perché comunque è una cosa che poi dà ulteriore popolarità e anche un ritorno economico importante. Insomma. Quindi secondo noi il mondo del libro è destinato a durare per sempre, insomma, non abbiamo dubbi su questo. Al di là di poi quale sarà lo sviluppo commerciale, se le librerie riusciranno a resistere, non lo so per sempre, però il libro sicuramente sì. Il mondo dei giovani di solito arriva in libreria con idee piuttosto chiare, insomma, soprattutto il mondo adolescenziale, diciamo che anche lì l'aspetto digitale ha un suo valore, nel senso che loro frequentano molto i social e fortunatamente nei social si parla molto di libri, non sta a noi poi giudicare la qualità o il valore, però c'è un forte scambio anche scolastico, soprattutto nella platea femminile, insomma, delle ragazze che ci colpisce moltissimo, per cui tante ragazze vengono qua e sanno già cosa è uscito quel giorno lì più di noi forse, e quindi non è che possiamo indirizzarle più di tanto. Casualmente proprio in questi giorni il libro che è in testa a tutte le classifiche è un libro di un autore che finora ha pubblicato dei thriller di successo mondiale, che è uno svizzero, Joe Dicker, e che proprio per venire incontro anche a un pubblico più vasto ha deciso stavolta di fare un libro che può essere letto a qualsiasi età, divertente, scorrevole e che può piacere moltissimo anche a un pubblico giovane. Insomma, quindi ce la sentiamo di consigliarlo dal punto di vista proprio della qualità di scrittura. Insomma, non sarà un libro fondamentale, ma secondo noi è un'ottima idea di svago letterario anche per un pubblico giovane. Insomma, quindi questo qua, devo dire, sì, è La catastrofica visita allo zoo di Joel Dicker, che in questo momento è anche primo classifica, insomma.